sono più gli uomini. Allora, rieccoci in trasmissione, abbiamo una telefonata in attesa. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, da dove chiama? Da Venezia. Prego, dica. Prima ho sentito parlare uno dei suoi ospiti riguardo agli imprenditori che si sono suicidati, che è stata messa in piedi una specie di organizzazione per aiutarli quantomeno a non arrivare a tanto. Sì. Idea più che giusta, perfetta. Però c'è un altro problema, che al suicidio in questi ultimi anni non ci sono arrivati soltanto imprenditori, ci sono arrivati anche lavoratori dipendenti come il sottoscritto. Io è da novembre 2008 che sono nella totale immobilità. Non sto a spiegarvi quali sono le mie condizioni di vita oggi, penso si possa immaginare. Io vi chiedo, chi penserà a lavoratori come il sottoscritto? Chi penserà a quei pensionati che sono stati ridotti alla miseria più totale? Quanti morti, ed è una domanda che continuo a fare ormai da almeno 3 anni, quanti morti a Roma richiedono a questo paese per decidersi a mollare il denaro pubblico e usarlo per il bene pubblico e non per riempirsi le loro tasche? Buonasera signori. Buonasera, grazie della telefonata. Posso Chi provvederà rispondere se loro? vuole? Sì. Allora, grazie per questa telefonata perché è un innesco che mi fa piacere. La Primavera d'Italia non pensa e non è nata per gli imprenditori, ma è nata per le famiglie e le piccole imprese del nostro territorio. Famiglie e piccole imprese che, signor Sindaco, io propendo molto per questa soluzione, devono fare rete le famiglie con l'amministrazione comunale, perché sono i comuni il vero nucleo portante di questa nostra struttura economica e sociale. Quindi se andiamo in questa direzione credo che potremo risolvere un pochino alla volta, perché ci vorranno veramente tanti anni, ma potremo risolvere veramente un pochino alla volta i problemi che hanno le famiglie e che possono essere riportati in maniera seria e costruttiva all'interno delle amministrazioni comunali. La Primavera d'Italia perché si pone in campo? Perché abbiamo ben capito che stiamo consegnando in particolare ai giovani un'eredità che non possono rifiutare, un paese con un debito pubblico ormai immenso. Detto ciò, possibilità di lavoro ci sono, lavoro ce n'è, non c'è liquidità, questo l'abbiamo capito perfettamente, è sparita improvvisamente, non si sa perché, non si sa dove, non si sa come. Certo è che è sparita. Moltissimi dei nostri imprenditori il lavoro ce l'hanno, però non possono essere pagati, quindi non possono assumere nuovi ordini. Sì, dopo torniamo, chiedo soltanto a lei, ma può essere dato una mano a questo lavoratore che ha telefonato? Guardi, io, e poi passo la parola anche alla sindaca, che forse magari... Alla luce di questa telefonata, ribadisco, mi sento orgoglioso di essere italiano, nel senso che stiamo su una strada veramente di beatificazione, ormai siamo prossimi alla santità, sia come cittadini, sia come imprenditori, per la pazienza e per le vessazioni e le sopportazioni che stiamo subendo. Non sono orgoglioso dei politici che ci stanno amministrando, assolutamente. Sono 20 anni di destra o di sinistra, di alternanza, che non hanno mai pensato al bene del cittadino, della comunità, ma solo arricchimento personale dei propri privilegi. Ma può essere fatto qualcosa per questo lavoratore? Per questo lavoratore che può poi essere, è un esempio di può essere fatto. Certamente bisogna vedere la situazione, bisogna vedere il caso particolare. Noi come associazione di Union Liberi ci stiamo proponendo sul territorio con una serie di attività associative che danno sostegno e che danno forza sia alla piccola impresa che alla medio impresa, con diciamo strutture di avvocati, di esperti contro le cartelle Equitalia, contro l'INPS, contro l'anatocismo, dando dei servizi proprio essenziali. Certamente ogni caso ha la sua storia, la sua origine. Il suicidio non può essere mai la soluzione del problema,
perché, come ha detto il collega prima, poi innesca una serie di altre problematiche che non possono essere risolte. Ma sostanzialmente bisognerebbe partire dal problema. Qual è il problema? Il problema è che ci sono 6 milioni e mezzo di disoccupati oggi in Italia che aspettano una risposta dalla classe politica. Se la classe politica, la risposta, come ha detto prima il mio interlocutore, è quella di 12 euro al mese di maggiori spese, siamo veramente anni luce lontano dalla soluzione. Chiedo conferma anche della regia, dovremmo avere in linea l'assessore al lavoro della provincia di Venezia, Paolino Danna. Pronto, assessore, lei? Sì, buonasera. Buonasera. Sì. La ringrazio dell'intervento e capita proprio a puntino perché stiamo proprio parlando di queste questioni. Lei tra l'altro non è potuto intervenire perché ha avuto ha seguito un'avvertenza, quella dell'Aprilia in regione. Sì, appena ora fa terminata l'avvertenza di Aprilia, un'avvertenza, ahimè, l'ennesima avvertenza che in 4 anni e mezzo in provincia di Venezia, personalmente, assieme con i miei uffici, abbiamo dovuto effettuare, pensate, più di 3.400 avvertenze in 4 anni e mezzo. Lavorare in queste condizioni è veramente, direi, quasi drammatica. Oggi abbiamo fatto questa avvertenza Aprilia, 720 lavoratori, c'è poco da dire. Dobbiamo lavorare assieme, come stiamo facendo da 4 anni a questa parte, con il territorio, con i sindaci, la sindaca di Quarto d'Altino, che la saluto, è un esempio, e dobbiamo lavorare assieme, perché solamente lavorando assieme tra comuni, province, regione e Ministero dello Sviluppo Economico, perché io voglio tirare in ballo soprattutto il Ministero dello Sviluppo Economico e non tanto quello del lavoro, perché quando si parla del Ministero del Lavoro vuol dire che si parla di cassa integrazione, mobilità, e chiaramente questo è la fine. Ma fa qualcosa il Ministero dello Sviluppo Economico? Perché in realtà avremo una rappresentanza molto veneta in questa occasione. Secondo lei si sta muovendo, dà delle risposte? Guardi, la sento malissimo, chiedo scusa, può ripetere? No, ma il Ministero dello Sviluppo Economico, Ministro e quant'altro, si stanno muovendo, effettivamente stanno prendendo a cuore? Allora, guardi, molto francamente, io, come ho detto prima, sto seguendo le tantissime avvertenze della provincia di Venezia da 4 anni e mezzo. Che sia stato un ministeri guidati da centrodestra, centrosinistra, con molta franchezza, in questi anni è stato fatto ben poco. Dobbiamo dircela tutta, è inutile essere qui a nasconderci e a far finta che va bene, perché mi ricordo 5 anni fa, quando ho preso in mano l'assessorato del matto, perché io dicevo: guardate, i numeri che do io, almeno i numeri che vediamo quotidianamente, perché i operatori locali, mi permette di dire, perché sì, faccio l'assessore in provincia, ma sono molto vicino ai sindaci, perché mi rendo conto della situazione e della difficoltà. Quando io 5 anni fa ho visto i numeri, ho detto subito, ho denunciato che la situazione era drammatica. Qualcuno ha detto: ma no, ma cosa stai dicendo, caro Danna, caro assessore, ti sei sbagliato. E purtroppo la verità è poi è uscita fuori, insomma. Il Ministero dello Sviluppo Economico doveva essere e deve essere, e io voglio essere sempre positivo, deve essere una parte fondamentale del nostro paese, e però chiaramente, obiettivamente, non ha mai influito molto. Certo. Per quel che riguarda sempre il territorio veneziano, c'è qualche altra situazione che ha una soluzione positiva o non positiva al momento, che lei abbia in mano, a parte questa della Ditec, ma ci sta già aggiornando la sindaca? Sì, no, la Ditec, anche i lavoratori che conosco molto bene, anche qui è un'azienda, è una situazione paradossale, ma purtroppo qui stiamo parlando di multinazionale. Sì, la sindaca ha fatto un lavoro eccezionale da questo punto di vista, andando addirittura anche, come ha detto lei, in Svezia, ma qui stiamo parlando purtroppo di una multinazionale, soste all'interno
Non la sentiamo più, forse in una zona che non è coperta. Pronto? Sì, La sentiamo sente? sempre meno. Mi sente? Adesso la sentiamo un po' meglio, sì. Ecco, allora dicevo che obiettivamente la Ditec è una situazione paradossale, no? Io mi ricordo quando nel 2011, a dicembre se non mi sbaglio, del 2011 i lavoratori hanno ricevuto questa lettera da parte di questa multinazionale dove si diceva guardate che nel 2012 lasciamo a casa tutti. Mi ricordo bene perché i lavoratori, i sindacati vennero subito da me, ma qui parliamo purtroppo di un'azienda, ripeto, multinazionale. Qui il governo dovrebbe avere più coraggio in generale e non ce l'ha, non l'ha avuto. Qui conferma quello che crediamo tutti. Qui il governo dovrebbe prendere provvedimenti, ma provvedimenti seri, dire ok multinazionale, tu vuoi venire a investire in Italia, ti facciamo ponti d'oro, tra virgolette, però nel momento in cui tu vai via, succede in molti paesi del mondo, insomma, paghi dazio se vai via. Qui invece no, assolutamente no. E non possiamo dire nulla, perché a parte la buona volontà della sindaca, ma di tutti coloro che hanno lavorato per la Ditec, obiettivamente dobbiamo dire la verità, perché poi la verità è che il risultato è che questi qui vanno via. Certo. Grazie Assessore, speriamo di averla presto con noi in carne e ossa in studio. Grazie ancora. Buona serata. Allora, vuole commentare qualcosa Cesaro, questo intervento, e dopo passiamo la parola alla sindaca che ci termina il suo racconto. Mi sembra che abbia dato una definizione appropriata del nostro governo, non si muovono, sono immobili, cioè, lei cercava di strappargli un giudizio positivo nei confronti di Zanonato, anche negativo. No, ma anche negativo, a un certo punto la nostra conduttrice dice, ma anche mi dico anche di negativo, non c'è niente, non c'è peggio che linea via. Vorrei dire una cosa, no? Perché bisogna dare anche un messaggio, oltre che la disamina correttissima che è stata fatta in questo studio della situazione, bisogna anche però dare delle soluzioni e delle proposte per cercare di uscire. Io partirei da un dato principalmente. Oggi nel servizio che avete mandato all'inizio del programma abbiamo detto che ci sono circa 6 milioni di disoccupati in Italia. Di questi 6 milioni di disoccupati, circa la metà, e 6 milioni di disoccupati incidono dai 30 ai 40 miliardi l'anno di oneri sociali, perché circa la metà sono cassi integrati, in mobilità o in cassa integrazione e via discorrendo, godono della socialità. La nostra proposta di Union Liberi e di Confapri qual è? È quella di sgravare e di dare defiscalizzare e detassare le nuove assunzioni di queste persone per 2-3 anni. Avremmo un circuito buono che si creerebbe, nel senso che le imprese sarebbero invogliate ad assumere perché comunque non pagherebbero i contributi e le tasse, i lavoratori sarebbero invogliati ad andare a lavorare perché guadagnerebbero certamente di più. Ma non entrano soldi nelle casse dello Stato. Non entrano soldi in cassa, ma intanto escono lo stesso con la mobilità, con la cassa integrazione. Però c'è una valutazione da fare, cioè io penso che adesso, se a me dicessero, no? Io ho qualche decina di dipendenti, però se mi dicessero ti facciamo assumere dei dipendenti nuovi e non ti facciamo pagare un euro di contributi, un euro di IRPEF, un euro di... Io non li assumo comunque, caro il mio amico, perché non c'è lavoro, capisci? Il problema, secondo me, è quello che bisogna fare rinascere il lavoro. E il lavoro, specialmente a livello interno, parliamo del consumo in Italia che non esiste più, ve ne accorgerete, i negozi sono tutti chiusi, le concessionarie delle auto sono dei cimiteri, ma sicuramente, ma guardi che lei ha ragione, è che secondo me è un po' il cane che si morde la coda, no? Io ritengo che prima di tutto bisognerebbe defiscalizzare anche e soprattutto gli stipendi che già ci sono, dei lavoratori che già operano. Mi spiace per quelli che non operano, perché solo così un lavoratore che ha 200, 300, 400 euro in più al mese si fa il mutuo, per comprarsi una casa, per comprarsi la macchina. Un'altra misura di cui diciamo è l'abolizione dell'IRAP. E allora ma l'IRAP, lei capisce, lei è una persona sensata e si vede e si sente. Grazie. Ma lei sa che l'IRAP è un coacervo di 1000 altre tasse che c'erano prima, no? Ecco, lo sa. È una tassa che
che non dobbiamo dare colpe, anche ha già tantissime colpe questo governo, quello precedente Berlusconi, però è una tassa penalizza. che la Comunità Europea ha dichiarato illegittima e illegale già 12 anni fa, 13 anni fa, e non l'hanno mai tolta. Perché? Perché se tolgono l'IRAP, allora tolgono l'IRAP, sono circa, metterebbero la benzina a 60 euro il litro, più che lo champagne, andremo tutti in cantina, ci metteremo dentro il prosecco che capisce nelle macchine. 900 deputati, mettiamone ma no, ma non è quello. 400. Per esempio, faccio il populista, io che è la mia professione, di secondo lavoro faccio il populista, il qualunquista e il demagogo. Ma mi scusi, ieri si è dimesso Marco Monari, che è il capogruppo del Partito Democratico, mi spiace che è il suo partito, a Bologna, perché in 19 mesi ha detto, ma io ho sempre fatto l'interesse della collettività, ha detto. In 19 mesi aveva accumulato più di 30.000 euro di pasti e di cene. Ma sarà come Aldo, ve lo ricordate Aldo Fabrizi? Cioè, ma sti politici sono tutti 2-3 quintali l'uno, perché spendono miliardi di euro in cene, in pranzi, in pizze al trancio. Si ricorderà, lei, ne abbiamo parlato un'altra volta, della capogruppo dell'Italia dei Valori, che alla regione Liguria aveva messo in conto a noi cittadini italiani il push-up. Magari loro non lo sanno, ma lei sa cos'è il push-up. Ma per fortuna non si è fatto un intervento di mastoplastica additiva che sarebbe costato ben di più. Si è limitata a un reggiseno che le tenesse un po' più sulle cose. E l'abbiamo pagato da noi. Ma lei capisce, poi mi perdonerà se non sono d'accordo su una cosa che lei ha detto. Noi siamo governati da gente che non ci meritiamo, ha detto. No. È sbagliato. Noi siamo governati da gente che ci meritiamo, perché il governo rispecchia sempre e comunque il popolo. È impossibile, e io lo ripeto ogni tanto, è impossibile che un popolo di pecore abbia un governo di leoni. Avrà sempre e comunque un governo di lupi, perché è quello che ci meritiamo. Perché se è da 70 anni che andiamo a votare e votiamo sempre le stesse cariatidi, sempre gli stessi, non è colpa di loro, è colpa nostra. Però che gli diamo sempre... No, fermo là, c'è una telefonata. Ma guardi, mi perdonerà. Sai qual è la categoria che in Italia evade più di tutti? Studio Eures del settembre 2012. Eures è una emanazione della Comunità Economica Europea. Sai qual è la categoria che evade più in percentuale? Gli insegnanti quando fanno le lezioni pomeridiane. Questa è la realtà, per cui lei capisce che siamo tutti tendenzialmente portati a fare sta roba qua. E il governo è lo specchio del popolo, non c'è niente da fare. Purtroppo così. Un attimo, c'è una telefonata che è attesa da qua. No. Pronto? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Da Verona. Da dove? Ah, da Verona, sì, prego. Volevo dire anch'io la mia, perché è da 4 anni che ho il figlio a casa da lavoro e non riesce a trovare lavoro perché non ce n'è praticamente. Però anche dal centro per l'impiego gli dicono sempre che prima devono lavorare gli extracomunitari e poi loro. Com'è possibile questo discorso? Non è vero. Certo. Non è vero che noi dobbiamo vivere anche noi e farci una famiglia? Beh, assolutamente. Mio figlio è 4 anni che è a casa dal lavoro e non trova da nessuna parte, non è cassa integrato, non è niente, perché la ditta non aveva niente per dare questi soldi, ha preso solo la disoccupazione per 8 mesi e basta. Io ho mio marito che prende la pensione da invalido, io lavoro saltuariamente e dobbiamo mangiare tutti e tre. Cosa possiamo fare? Provi a chiamare la Cancellieri. La Cancellieri ha detto che ci sono tantissimi detenuti che fanno il suo numero di cellulare, le mandano dei messaggi per essere liberati. Vabbè, non è detenuta, ma è questo l'approccio. Allora, oggi la Cancellieri che non si è dimessa. Basta demagogia, proviamo a dire adesso fra 10 minuti mi dirà che sono antifascista. Possiamo provare a raccontare qualcosa Sindaco, di ma io non vado a Stoccolma, sindaco, io do da lavorare a decine di persone sacrificandomi di 20 ore al giorno. 20 ore, questa è una trasmissione, non è che sia una messa, voglio dire, uno anche si esprime un po' come vuole. Ecco, io voglio dire che abbiamo le persone che dovrebbero dare una risposta a questa signora, che ha una situazione drammatica, se ne fregano di questa signora. Hanno un figlio che l'anno scorso ha preso dal papà di questa detenuta che soffriva, che umanitariamente l'abbiamo fatta uscire. Il figlio di questa ministra ha preso 3.600.000 euro dal papà di questa detenuta che è uscita. È questa l'Italia, capisce?
forte, fortissima con chi non ha diritti e debolissima, zerbino con i forti. È questo che noi dobbiamo denunciare. Le trasmissioni televisive, sindaca, non è che noi possiamo andare tutti quanti a Stoccolma, capisci? Le trasmissioni televisive sono fatte anche per denunciare. Elena ci dà la possibilità di denunciare queste nefandezze, perché se lei guarda il TG1 le fanno vedere la Belen che ha fatto 6-7 figli, le fanno vedere la Cancellieri che è tutta bella tranquilla, e Brunetta che pontifica dall'alto della sua esperienza politica. Ecco, vabbè, quello che è. Voglio dire, queste trasmissioni servono per dire alla gente quello che non sente, non tutte. La signora magari non va in internet, però diciamo anche delle proposte, non sa di determinate cose, non sa di quel Marco Monari che si è fumato 30.000 euro di cene e di pranzi, almeno absit in iura verbis dovranno dimostrarlo, la Corte dei Conti che l'ha indagato per sta roba qua. Non parlano di tantissime altre nefandezze che succedono in Italia, e secondo me un nostro, non diritto, e non è demagogia, non è populismo, è un diritto dovere di noi di esternarlo, di denunciarlo. È giusto che sia così. Lei ha citato la sua esperienza con la ditte, che poi ci dirà come è andata a finire, perché questi viaggi a Stoccolma spero abbiano portato a un mantenimento del posto di lavoro per queste 57 capifamiglia, e ci dirà se è così oppure se va a finire male questa fiaba. Sì, però non possiamo stare qui decine di ore a denunciare fatti che ormai conosciamo tutti e ci vengono fuori dalle orecchie. Dobbiamo cominciare a trovare delle soluzioni. Tutti i giorni, io quando mi ha chiamato oggi per chiedermi se sarei venuto puntuale come capita sempre che noi siamo puntuali con dei treni in orario, ecco, stavo tornando da Milano per lavoro, capisci? Sono andato lì per trattare degli affari, un cliente, con l'occasione un cliente da cui avanzo decine di migliaia di euro da una vita, lo facciamo tutti. Questo è il mio impegno sociale, capisci? Poi garantire dopodomani la busta paga a tutti i miei dipendenti, questo è il mio impegno. Nel mio piccolo io faccio così, sono in trincea come la sindaco o la sindaco. Questo è quello che facciamo. Però è anche giusto che io dica, quando il figlio di un ministro ha preso 3.600.000 euro e dopo la figlia di questo Ligresti dopo un anno viene liberata, mentre negli ultimi 10 anni 1.000 detenuti sono morti in carcere, 1.000 detenuti sono morti in carcere, questa è una cosa che io personalmente, politicamente, moralmente, eticamente mi sento il dovere di denunciare. Siccome Elena mi dà la possibilità, denuncio. Poi sarò populista, demagogo. Ma no, però non è la soluzione dei problemi dell'Italia. Vabbè, ma caspiterina, la soluzione qual è? Bisogna cercarla insieme. No, ma adesso vediamo. Ognuno facendo, come ha detto lei, il proprio lavoro. Io già lo faccio. Lei lo fa, noi lo facciamo tutti. Mi scusi, non è che posso venire qua stasera a tirarvi fuori le ricevute bancarie insolute, perché a noi non facciamo casi personali. È giusto che io denunci determinate situazioni. Caspiterina. Allora io vi chiedo adesso, esatto, bravo, la parola a Fabrizio e poi andiamo in pubblicità, perché se no non parla. È inutile che noi parliamo, è giusto, questo ruba, quello ruba. Ma quando andiamo a votare, il 30% che non va a votare, non può dire, vabbè, ormai. Parliamo del 30%. Non può dire che la classe politica che lo governa non è quella giusta. Ci abbiamo provato questa volta a cambiarla l'Italia, si sono dimostrati bisogna andare a votare. Incapaci tutti. E qui sento che no, io non vado a votare, tu sei un scemo, perché comunque ti governerà sempre quella persona. Fino alla fine. Questa volta a cambiarla l'Italia. Allora, l'arma del cittadino è questa, è il voto. Andiamo a votare? No, secondo me l'arma recuperiamo le persone che non capiscono che bisogna votare. Io ho negli occhi. E qual è la rivoluzione? No, guardi, non parliamo di rivoluzione. Qual è? Un certo... Non sarà mai fatto in Italia. Allora, no, voglio dire, io ho negli occhi, qualche mese fa, in Ungheria, Piazza della Libertà si chiama, c'è ancora un monumento con le scritte in cirillico che ricorda la liberazione, come l'ha chiamata anche il nostro attuale capo dello Stato. Vabbè, poi ha cambiato idea, è normale che uno possa cambiare idea, nel 1956. In Piazza della Libertà, qualche mese fa in Ungheria, c'erano circa 2 milioni di persone a Budapest, e l'Ungheria ha circa 10 milioni di abitanti. 2 milioni di persone che civilmente, correttamente, legalmente, serenamente hanno protestato e sono riusciti a far cacciare i banchieri del Fondo Monetario Internazionale, e l'Ungheria da un mese e mezzo a questa parte si stampa il denaro, e in Ungheria la situazione economica è cambiata da così a così, perché si sono reimpossessati della propria sovranità nazionale.
Il signore qua, l'amico della Ditec disoccupato, io spero che trovi lavoro, che ce l'abbia già, non so come funzioni, però lui dice io vado a cambiare con il mio voto chi mi governa. No, non lo cambierai mai, perché chi ci governa noi non siede a Roma, purtroppo, ma siede a Francoforte, siede a Bruxelles. Draghi oggi, la dichiarazione di Draghi oggi, che fa le dichiarazioni è come vabbè, non importa, perché dopo magari mi prendono a querela, l'ha detto che sì, l'anno prossimo ci sarà una ripresa dell'economia a livello europeo. Ci sarà, però il discorso della disoccupazione resterà sempre ai livelli attuali. Resterà ai livelli attuali. Se la Germania si finanzia al 2% e noi ci dobbiamo finanziare al 7%. Allora la disoccupazione, il lavoro ai nostri cittadini cos'è? Cos'è? Un effetto collaterale? Ma prima c'è il lavoro, poi c'è la ripresa economica. Io non posso pensare che ci siano 6 milioni di persone in Italia che non hanno, non trovano, non cercano lavoro, e sti qua dicono ma c'è la ripresa economica. Saccomanni che va a fare i corsi dal mago Telma, perché l'Istat, che ha una sua emanazione, dice che l'anno prossimo, quest'anno ci sarà lui no, ha sbagliato l'Istat, ma l'Istat va anche del tuo, è sempre una roba tua, è del Ministero dell'Economia. Dunque cosa facciamo? Allora si va in piazza legalmente e si protesta, come penso avrete fatto. Protestiamo, ma non io e lei, Sindaco, che potremmo anche farlo, magari anche a Stoccolma, che sarebbe anche più. L'ultima grande manifestazione che è stata fatta in Italia l'ha fatta Cofferati, con 3 milioni. È stato un record mondiale. Sì, e allora? Questo non è un popolo rivoluzionario. Non riuscirai mai a portarlo in piazza. Vabbè, e ora c'è. Allora, quello che c'è da fare, non è che si è sbagliato il causa del suo amante. Cosa ne pensano i nostri due lavoratori? Sarei il primo Fermila un attimo. Ma bisogna in piazza non per fare il Vuoi casino, che ti faccia un esempio? Non per fare casino, in piazza per dimostrare di essere vivi, capisci? Bruno Cesare, un secondo solo, che facciamo finire. Vuoi che ti faccia un esempio? No, aspetta che parla tu. Cosa ne pensate? Due parole. Che stanno descrivendo le persone in studio sono giuste. Quello che credo io è che dobbiamo tutti quanti, istituzioni e cittadini comuni, cercare di trovare una soluzione per venire fuori da questa crisi che veramente sta attanagliando ormai da più anni il nostro paese. Concretamente ci sono state fatte delle proposte, che cosa proporreste con la vicenda che state vivendo e che vedete anche le difficoltà che ci possono essere a muovere i vari ingranaggi, a parte magari l'opportunità di avere una sindaca che aiuta di un'altra sindaco di un altro comune, vedete che ci sono dei macigni notevoli. Io posso parlare per la nostra situazione della Ditec. Appunto, come è stato sollevato, il nostro problema è stata l'acquisizione da parte dell'Assa Abloy, della multinazionale. Qui purtroppo, appunto, essendo un grosso colosso internazionale, qui c'è bisogno che il governo, cioè è l'unico vera istituzione che può realmente smuovere qualcosa, a partire appunto da una famosa legge che non si capisce bene perché e per quale motivo non voglia entrare in vigore, appunto contro le delocalizzazioni. Per quale motivo? Perché siamo in un contesto di Europa assuefatti, aggiogati all'Europa, alle sue regole. Il mercato libero sta un po' creando tutto questo. Massimo cosa ne pensa? Il discorso delle delocalizzazioni in Europa non funziona come in Italia, perché le aziende che vanno via dalla Francia, dalla Germania, comunque devono lasciare sul territorio qualcosa, e qua in Italia che non lasciano proprio niente. Il caso nostro ci ha mandato a casa, però abbiamo la cassa integrazione, non è poco, però la paghiamo noi, non è per colpa nostra, cioè non è un peso che dobbiamo ancora pagare noi lavoratori, contribuenti. Ma delocalizzare e vendere sono due cose differenti. Qui stiamo assistendo a non c'è più la volontà di fare industria in Italia. Cito dei casi, la Spagna negli ultimi... Riso Scotti, sì. Fiorucci Salumi, Bertolli, Carapelli, Sasso, la Francia si è comprata l'Oro Piana, il Bulgari,
Fondi, Emilio Pucci, Acqua Parma, Parmalat, sono tutte aziende non delocalizzate, vendute. La proprietà ha venduto, ha tirato i remi in barca, si è presa i soldi dopo tanti anni di sacrificio, perché non crede più nella situazione italiana, non ci sono più le regole uguali per tutti. Noi ci finanziamo al 7%, la Germania si finanzia al 2%, non è possibile fare il sistema. Volevo far finire Massimo perché poi andiamo in pubblicità, perché sennò non finisce. Chiudo un attimo il problema delle delocalizzazioni. È partito purtroppo tanti anni fa nel nostro territorio, Colgar, Ditec, Datalogic, cioè questi sono esempi che purtroppo è da tanti anni che va avanti sta cosa. C'è la proposta di legge dell'onorevole Rubinato a Roma, è fatta anche sul caso Ditec. C'è la raccolta che abbiamo contribuito anche noi di firme per fare una legge regionale, però è tutto fermo, bisogna trovare delle soluzioni. Stiamo qua sempre qua a denunciare queste cose. Ai comuni e ai sindaci a lottare perché i grandi stanno andando tutti via. Purtroppo questa è la realtà. Dove andiamo a finire? La burocrazia uccide l'Italia. Non abbiamo soluzione. Pubblicità, poi continuiamo il racconto della sindaca. Giurissimo che le faccio finire la storia perché altrimenti non riusciamo a sapere come va a finire. Pubblicità.